Amici bellini, buon martedì. Adesso è il momento di parlare di cose serie. Avete visto l'altro video, grazie per il supporto. E mentre io dormo, perché lo sapete, fuso orario eccetera eccetera, voi vi guardate questo qua, vi iscrivete al canale, lasciate un like e mi lasciate i vostri commenti, perché mai come questa volta ho bisogno di sapere come la pensate, perché so che alcuni di voi sono trancianti, nel senso Gattuso out, non volete sapere niente eccetera eccetera. È complicata, è più complicata di così, perché secondo me Gattuso out non porta il Napoli a diventare tutto a posto, perché anche Ancelotti out un poco meglio con Gattuso in, e poi siamo ritornati ai problemi di sopra, di cui cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora, no, è perché mi ero scordato la sigla, come si fa? Allora, io voglio dire una cosa sola prima. Voi lo sapete, no? Io faccio la reaction, dopodiché, mentre posto la reaction, poi andiamo in live direttamente, quindi io devo fare il titolo della mia reaction in tempo reale, cioè appena finisce l'editing, faccio la reaction e metto il titolo. Il titolo che ho messo era avvilito e nella thumbnail, nella copertina, ho scritto involuzione. Ora, io non credo che Gattuso possa ascoltare, possa vedere la nostra reaction prima di andare in conferenza, né io potevo sentire Gattuso perché ero con voi. Sentite un attimo che succede. Dopo l'Inter c'è stata un po' di involuzione da parte della mia squadra, perché se vai a vedere per tantissimo tempo abbiamo sofferto pochissimo e ultimamente stiamo cominciando anche a dare troppe chance agli avversari. Non siamo in un momento brillantissimo a livello tattico. Secondo me non è una questione del 4-2-3-1, 4-3-3, io penso che in questo momento ci stanno venendo a mancare sia le occasioni che stiamo avendo, che sono tante ogni partita, e dopo sistematicamente diamo troppo campo agli avversari. Penso che un po' un'involuzione la squadra l'ha avuta, ma oggi no. Allora, io non mi voglio atteggiare, e voi avete tutte le ragioni, tutte le cose di dire, vale, ma era normale, l'abbiamo visto tutti l'involuzione, però proprio nelle parole specifiche, se voi eravate presente nella live di ieri, io questo ho detto che l'involuzione, adesso si può parlare anche di involuzione tattica, perché ci stiamo trovando sempre trovando con la T, al fatto della coperta corta, ed ecco che cominciano le critiche a Gattuso da parte mia, ma a ragion veduta, non a caso, non dicendo Gattuso out, non vedo gioco. Il gioco ci sta, è chiara l'idea, il modulo non è il problema è l'equilibrio. Quindi io quello che mi sono ho fatto taccuini, ho fatto una serie di idee, di cose, perché mi volevo scrivere tutte le azioni questa volta e riportarvi il numero, perché ero convinto che il Napoli avrebbe avuto tantissime azioni da gol, ma non sapevo quante ne avremmo subite, e ne abbiamo subite decisamente troppe, al pari con l'Udinese. Quindi se con lo Spezia io vi ho detto ragazzi voi siete pazzi, il Napoli meritava di vincere 35-2 con lo Spezia, le due distrazioni va bene, ma 35-2, quindi non c'era da discutere Gattuso, né il gioco, né la velocità, né la verticalità, né il modulo. Con l'Udinese sì, e ne abbiamo parlato, con l'Empoli sì, e ne abbiamo parlato dopo 2 vittorie, quindi incredibile, bellissimo. È proprio l'esempio bellissimo che mi porta a fare questo canale e questo approfondimento con più passione, perché voi che siete gli amici bellini non vi fermate al risultato e volete di più, volete l'approfondimento e volete capire perché i rumori di notte a New York io non riesco. Insomma, Di Lorenzo, assist a Lozano, eccetera eccetera. Bobotta, palla persa, poi palla recuperata, gol di Lozano, assist di Lozano, Di Lorenzo, Petagna, assist per Bobotta, Elmas, insomma una serie di cose infinite. Mi serve un collaboratore, quindi voi che mi seguite, 1 o 2 persone che mi scrivono su Instagram, a fine partita, se voi vi guardate la partita da tifosi così, no, lasciate perdere, ma se voi la guardate con più analisi, un taccuino e vi segnate tutte le cose, azione da gol, minuto, cosa è successo, perché così io non mi perdo niente, perché già lo so che mentre sto guardando la posizione in campo di Zielinski mi perdo delle azioni e poi me le dimentico nel recap. Un messaggino a fine partita e ci vogliamo bene. Insomma, cosa succede ragazzi? Io l'ho identificata, io secondo me l'ho pennellata ieri in live, e ditemi voi nei commenti se la pensate allo stesso modo. La fase difensiva, ok? Il problema
adesso, oltre a non fare gol, è la fase difensiva, ma le due cose sono correlate. Che cosa succede? Petagna cosa dice a fine partita? Dice: noi giochiamo bene con lo Spezia e ci criticano. Perfetto. Cosa vi dico io? Che questi stanno sempre sui social. Cosa vi ha detto Gattuso? Che questi stanno sempre sui social. Si sentono male, si sentono criticati perché non segnano. Di conseguenza, in maniera anche subconscia, che praticamente non lo fanno apposta, curano meno la fase difensiva per concentrarsi di più sulla fase offensiva. Non ci riescono lo stesso, quindi non è che sono più lucidi quando fanno meno fase difensiva, ma questo sta succedendo perché avete notato che Gattuso ha gridato per 90 minuti, ha gridato su Politano, ha gridato su Elmas, non facevano bene la fase difensiva, e quando la squadra si sfilaccia, ci allunghiamo, te la puoi prendere coi difensori se pigliamo tutti questi contropiedi? No, te la devi prendere con i centrocampisti e te la devi prendere con gli attaccanti, specialmente col primo pressing degli attaccanti. I centrocampisti devono seguire. Demme ha messo qualche pezza a colore, ma era un pochino a tutto campo. Lobotka non lo scherma come Bakayoko scherma col senso della posizione che ha, quindi c'è stato un problema di reparti, sfilacciamento di reparti, che hanno permesso all'Empoli di farci del male. Poi hanno inventato i 2 gol della vita, però hanno avuto altre occasioni. Non sopporto che Gattuso stia cominciando ad accampare scusette, loro sono giovani però sono forti. No, attenzione, dici quello che hai detto, anche non dire altre cose, perché altrimenti ci prendi in giro a noi che ne capiamo di calcio. È evidente che c'è un problema di disequilibrio di nuovo, e quindi lui, quando parla del 4-3-3, lui si ricorda che col 4-3-3 noi segnavamo pochissimo. Abbiamo cominciato con il 4-2-3-1, abbiamo trovato un equilibrio che pareva funzionasse perché cominciavamo a segnare. Adesso stanno mancando i gol, per sfortuna, per mancanza di precisione, perché la Madonna, eccetera eccetera, i giocatori si deprimono, fanno male la fase difensiva, prendiamo contropiedi troppi nelle ultime partite e ci segnano pure. In questo caso ci è andata bene perché evidentemente abbiamo vinto anche senza gli affanni che hanno avuto le altre squadre, perché se voi andate a vedere, il Milan è arrivato ai supplementari sullo 0-0, l'Inter al 120esimo con un colpo di testa di Lukaku quando hanno messo tutti i titolari, la Juventus, mi dicono mentre io ero in macchina, l'ha recuperata il 3-2 nei supplementari con un giovane spuntato dal nulla. Noi perlomeno non siamo andati ai supplementari e dovremmo esserci stancati di meno, perché comunque giocare ogni 3 giorni è difficile ed è difficile preparare le partite. Ci siamo stancati di meno e dobbiamo andare a affrontare la Fiorentina, che siamo in grado di far resuscitare. La Fiorentina che non mi è dispiaciuta contro l'Inter, devo essere sincero, potevano fare di più, e dobbiamo stare attenti perché ci stiamo avvicinando verso questa Supercoppa, che è uno degli obiettivi stagionali. Dopo tutte le polemiche, dopo tutto il macello che è successo, se non affrontiamo bene questa partita, il mio YouTube se ne cade di haters, se ne cade di pagliaccissimi, avevate paura. Vabbè, che cacciamarice a quel punto. Io mi difenderò con Siamo fragili mentalmente. La canzone è praticamente pronta e non vedo l'ora di darvela in pasto. La canzone dell'estate, che praticamente la ballerete tutti e tutti quanti mi farete l'hashtag Siamo fragili mentalmente e ci sarà da divertirsi. Non voglio dare i voti oggi, l'analisi tattica è presto detto, l'abbiamo spiegato, è 4-2-3-1 sì, ma nel secondo tempo con l'ingresso di Fabian, l'avete notato che Dem era vertice basso e Fabian era molto più avanti, è arrivato al tiro, quindi mentre diciamo che Gattuso sì ha le sue colpe, secondo me lui ci sta ragionando e sta cercando anche di mettere riparo a questa cosa qua. Ci difendiamo 4-4-2, ma i reparti devono essere molto più stretti, altrimenti prendiamo comunque l'imbarcata. Elmas non è Zielinski, capiamoci, e Lobotka non è Bakayoko, capiamoci. Quando Gattuso dice i cambi, il turnover, giocatori che non hanno giocato, capiamoci. Dopodiché impostiamo, quando c'è Fabian, 4-3-3, però dobbiamo essere più reattivi, più pronti, perché col 4-3-3, lo sapete, abbiamo incontrato delle difficoltà anche l'anno scorso, era la squadra operaia, chiuderti indietro, ripartire eccetera eccetera. Petagna fa quello che può, se tornasse Osimhen sarebbe straordinario, tornerà Mertens, Rachmani non mi è dispiaciuto, Meret ha preso palloni che non poteva parare, Di Lorenzo meglio anche in fase di proposizione, cross, riempie l'area, è arrivato al gol,
bene. Ghulam è praticamente un giocatore finito, secondo me, non mi dà niente di... non mi dà grandi prospettive. Dopodiché, chi è rimasto? Lo so. Lozano è il giocatore più importante che ha in questo momento in questa squadra. A destra come a sinistra sta di una freschezza incredibile. Politano non mi ha convinto più di tanto per la fase difensiva, ma Lozano sì. Insigne è entrato ancora una volta, ha sbagliato gol facili, si è intestardito e sta tutto ingrippato mentalmente. Speriamo presto di risolvere questi problemi. Servirebbe una vittoria limpida dove non subisci e dove segni un paio di gol. Si possono anche addormentare le partite. Se tu vai in vantaggio non è detto che devi con frenesia chiuderla. Puoi anche aspettare, giocare all'indietro, la cosa che voi odiate, giocare all'indietro può anche essere una soluzione, perché non ti esponi, non forzi la giocata, non sbagli i palloni, non perdi i palloni e non ti esponi al contropiede degli avversari, che in questo momento noi siamo fragili, prendiamo gol, siamo fragili e quindi ragazzi questo è quello che sta succedendo. Se volete dire Gattuso out, dite Gattuso out, non c'è problema, però la situazione è più profonda. Oltre a Gattuso bisogna capire i giocatori che vogliono fare, perché io ho intravisto un po' di insofferenza agli urli e ne stiamo parlando, e ne stiamo parlando da un anno. Gli urli di Gattuso a qualche giocatore possono dare fastidio e questo è un tema da affrontare con molta calma, perché ho visto Bakayoko che si è girato proprio e dice è un momento, mo ha sbagliato la palla, già mi sta in gol, così ha detto Bakayoko proprio in napoletano. Quindi bisogna stare attenti, perché sono limiti anche questi di Gattuso. Lui l'ha detto, io mi rivolgo male. Gattuso sta facendo delle riflessioni importanti, voi ascoltate le sue conferenze e capirete moltissime cose. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e approfondimento e analisi, noi nella psicologia proviamo ad entrare, ma è complicato. Loro sono fragili mentalmente, ma tatticamente Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.